Senti che roba, Sì, ragazzo! sì, Yuri. Senti, questa è musica, caro, questa! Sì, Il suono della sì, rivoluzione! Yuri. La melodia del proletariato Sì. liberato! Senti che roba! Non quella porcaria che ascolti tu, Ma Yuri, lei non eh. conosce la musica che ascolto io, però, eh? Ah, mi basta guardarti in faccia, ho già capito Come Yuri? tutto. Ma cosa sta dicendo? Come guardarmi in faccia? Ma sì, ma ascoltate di quelle Ma oh, robe io, voi. io apprezzo anche Guccini e De André, per esempio, eh? Apprezzo, Sì? hai detto Sì? apprezzo. Ragazzo, si può apprezzare un toro da monta, si può apprezzare un piatto di carbonara, ma non puoi apprezzare Guccini e De André. Vanno Sì. amati, punto e basta. D'accordo, Yuri, Mm. d'accordo. Va bene. Ragazzo, ti dirò una cosa, Eh. sembra strano, ma mi sei un po' mancato, sai? Beh, vale anche per me, Yuri, davvero. Come va? Come ha passato quest'ultimo... Eh, Ma si è tagliato i capelli? beh, I eh? capelli? Ah, sì, sì, è passata la Co- Olga e mi ha dato una Come è passata scongitina. la Olga? Lei non può vedere nessuno, Yuri. Ma insomma... Non posso vedere nessuno, però quelli là del tampone ti vedo sempre, Eh, no, che me lo fanno e lo sento anche. sì, diciamo. Vabbè, sai cosa ho fatto invece? No, cosa? Ho preso carta e Ah, penna e mi sono messo a scrivere. bene. Questa è una cosa molto Mhm. buona, molto positiva. Cosa ha scritto? In qualità di prigioniero politico ho scritto all'ambasciatore cubano in Italia affinché richieda la mia Yuri, scarcerazione. ma lei non è un prigioniero politico e tra l'altro non è neanche cubano, quindi sinceramente... Io Eh, sono un uomo senza patria, senza frontiere, sì. sono un cittadino del mondo come tutti gli esseri Sì, umani, va Yuri, ho capito, bene? ma lei non è un detenuto, è soltanto positivo asintomatico e lo sa benissimo. Sì, 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 Yuri. basta questo positivo Eh, sintomatico. Comunque, sai bene. cosa? Ho deciso che devo portare ancora un po' di Oh, pazienza bene. come Berlinguer con l'austerity. Sì. La differenza Sì? è che adesso, come cantava Fossati, lui si guarda intorno e non ha No. già più terra dove andare. Yuri! Lui si guarda intorno e non ha già più Oddio. terra dove andare. Oh. La conosci, No, ragazzo? Yuri, mi dispiace, non la conosco. Figurarsi. Sai cosa invece? Cosa? Sai cosa mi Mm. manca? Mi manca leggere Beh, l'unità. questo lo posso anche capire. Pensa che una volta si consegnava porta a Ah, porta. sì? Questo ed altro per vincere l'informazione clericale scudo crociata, Che eh. cosa? E cosa sarebbe? E prediche dei Ah, ok, preti! ok. Un comizio ogni domenica mattina, Sì, va bene, ma può sempre leggere i giornali sul web, no? dove? Su web, su internet. Anche se effettivamente mi sa che l'unità non c'è più No, neanche lì. No, in effetti. no, no. No, invece, a proposito, ragazzo, ti chiedo una Sì. cosa, ma sta Mm. internet precisamente come si trasmette? Beh, Yuri, non è così facile da spiegare. Diciamo che è invisibile. Ecco, sì, invisibile. Mm. Sì, Invisibile? sì. Ma ascolta, Eh. ragazzo, ma quello che ci diciamo tra di noi qua rimane qua tra di noi, vero? Non è che lo sente qualcun Ma altro. Yuri, ma ci mancherebbe, gliel'ho detto 1000 volte. Io sono qui No. soltanto per offrirle un supporto psicologico. Psicologico, lo Sì, so, ma a me non me ne frega ecco, niente. Non infatti. me ne frega assolutamente niente. Eh, Ascolta, invece, sai cosa? sì. Ho ripensato a quello che ci siamo detti Mm. sull'agricoltura. E cosa ha pensato? Mm. Sai cosa ci Mm. vuole? Ah. Autoproduzione. Cioè, ma no, Ma no, come? no, 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 quella che hai capito no, tu, no, quella che ora che ti no, vedo che hai sempre gli occhietti no, rossi, hai ma sempre gli cosa occhietti dice rossi, no, Yuri? no, 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 niente assolutamente. contrario, no, assolutamente niente Eh, contrario, no, io intendo roba da mangiare mm, buona, roba allevata in casa. sì. Tu lo sai, vero, che io, oltre all'orto e alle galline, ho anche due Ah maiali. sì, maiali? Cosa ci fa Sì. coi maiali?
Matite colorate. Come matite? Ma cosa vuoi che ti faccia? Ci farò soppresse, salami, ossacoli, Eh pancette. sì, e poi magari li vende anche in nero, Yuri? Mm? Secondo te io evado? No, non lo so, ma mi dica la verità, la soppressa mica la vende con la fattura regolare, no? Yuri. Vuoi farmi No. dire che sono un comunista che evade le No, tasse? no, assolutamente, lo giuro, era solo una curiosità, Yuri, solo una curiosità. Sì, curiosità, sì. Allora te lo dico. Io non ci guadagno niente con 20 soppresse all'anno, chiaro? Sì. Ci rimetto e basta. Va bene? Va bene. È come dire al boscaiolo che il riscaldamento globale è colpa della sua stufa a Ho legna. capito. Hai Sì. capito? Lo devi dire a quei bolsonari che evadono le tasse. Quando le cose poi gli vanno male, chiedono l'aiutino allo Stato. Yuri, stia calmo, un momento. Sì. E poi, voglio dire, lei mica muore di fame, ha la sua pensione da ex operaio, se non sbaglio, o no? Operaio esposto a amianto, per la precisione. Certo. In ogni caso, non le ho mica chiesto se rispetta le norme HCCP, perché mi immagino che quelle... CCCP? No. Ah, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. No. Nostalgia. Yuri, lei è fissato oggi con questa cosa della musica, Ho detto HCCP, le certificazioni igienico-sanitarie, non Unione... Sì, le certificazioni, sì, ma tu non hai neanche idea di quanto sia pulita la mia stalla. Credo. E poi quelle certificazioni là ti dicono che disinfettanti devi usare, non se la carne è buona, questo è vero, ricordatelo perché questa burocrazia l'hanno studiata a tavolino i capitalisti, a tavolino l'hanno studiata, per rendere un inferno la vita dei lavoratori. Sì. Con il risultato? I paroni sarà sempre più paroni e i poveretti sempre più poveretti. Articolo 5. Chi che ga vinto. Beh, Yuri, però questo non è mica sempre vero, Ci sono dei casi... Sì, sogna, se te vale sognare, sogna. Ma per le conquiste, caro, si deve lottare duro. Sì. Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso. Ecco. Chi l'ha detta? Ovviamente non lo so, Yuri, ovviamente. Ernesto Che Guevara. Sì? Oh, ma solo telefonini e basta, però. No, i giovani però, Yuri, non sono mica tutti uguali, Comunque adesso mi dispiace, ma Sì. Yuri, la devo salutare perché non ho più tempo. Va bene, e allora salutami. Col pugno chiuso. No, non posso, Yuri, non posso. Alla prossima settimana, d'accordo? E stia tranquillo, vedrà che presto sarà negativo anche lei, Va bene? Speriamo, perché guarda, so proprio stufo, ragazzo. Invece, ti volevo dire un'altra cosa, ti ringrazio che mi hai fatto mandare le sigarette, sai? Prego, Yuri, prego, non serviva. Diritto materiale minimo per ogni prigioniero politico. Grazie. Arrivederci, Yuri, arrivederci. Ciao. Invisibile. Ma ora sto internet è peso del virus.